Benvenuti all'Initali numero 55, il saluto iniziale, il saluto istituzionale importante, il saluto soprattutto di un veronese, doc, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Buongiorno a tutti, per me è chiaramente un onore e una grande emozione. Saluto intanto e ringrazio per l'invito alla Fiera di Verona, Presidente Bricolo, ringrazio tutte le autorità e i ministri presenti, il Presidente della Regione Veneto, il Sindaco, il Presidente della Provincia. È un grande onore, un grande piacere, una grande emozione. Stavo riflettendo in questi giorni che proprio qui io feci il mio primo discorso in pubblico, era il 1999. Quindi capite bene anche l'emozione che può esserci oggi. E l'Italia ha dato un contributo fondamentale alla storia dell'umanità. Molto spesso noi stessi non ne siamo consapevoli, invece dobbiamo guadagnare, come diceva Prezzolini, questa consapevolezza della nostra grandezza, che non è la grandeur, ma è una consapevolezza del contributo che noi siamo in grado di dare a tutti. E adesso dobbiamo lavorare per proiettare un nuovo, positivo immaginario italiano nel mondo. La Vice Premier Antonio Tajani, che salutiamo con un applauso, sempre in Veneto, applausi forti. Vice Premier Salvini. Grazie. Il Ministro Lollobrigida. Grazie. Ministro San Giuliano. Grazie. E poi un applauso per tutto il resto del mondo. Allora, come voi sapete, quest'anno è l'edizione della storia. Alla fine vi daranno una maglietta con scritto "Io c'ero", giusto Fiera? Tranquillo, sto così. Chiediamo la regione, giusto Canè? No, nel senso, intanto ringraziamo la Fiera con un super applauso per il grande lavoro che ha fatto, tutti i ragazzi. Non c'è il Presidente Fontana, non c'è? Non viene? Quindi intanto un grande ringraziamento. Questo è una tradizione, quindi piuttosto che si perda la tradizione, meglio che si bruci un paese, si fa l'inaugurazione ufficiale della fiera e poi quella del stand del Veneto, che è la prima regione produttiva per vini a livello nazionale, ma è anche la regione che ospita il Vinitaly. Come ho ripetuto, poi alle 14 avremo un altro grande appuntamento con i 3 presidenti di Serbia, Albania e ovviamente Macedonia qui direttamente allo stand. Adesso io veramente vi ringrazio per essere presenti, perché la presenza del pubblico e dei 4.000 espositori fanno grande questo Vinitaly, siamo i numeri 1, i primi al mondo, e passo la parola al Ministro Lollobrigida, che è Ministro del comparto, quindi fa un saluto. Grazie al Presidente Zaia, credo che abbia sottolineato già ampiamente come il Veneto sia la regione traino dell'economia italiana. Credo che per tutte le altre regioni italiane sia sufficiente guardare quello che è stato realizzato in questa regione e cercare di replicarlo nella maniera più idonea. Le potenzialità della nostra Italia sono chiare a tutti, i colleghi ministri qui presenti le rappresentano in vari ambiti e credo che però la cosa più bella che sta avvenendo è avere un governo che faccia sintesi, che si parla, che si rappresenta tutto insieme, perché il sistema Italia, che già si muove bene grazie ai suoi imprenditori, alla capacità di collaborare, di interagire, ha bisogno anche di una politica che faccia le stesse cose, che superi le divisioni, che sappia che il mercato è fuori e dentro i confini possiamo dividerci su tante cose, ma fuori dai confini dobbiamo saper valorizzare le grandi potenzialità che abbiamo. In bocca al lupo al Veneto e in bocca al lupo a tutta Italia. Grazie, grazie Ministro. Ministro San Giuliano, prego. Il Veneto è un matrimonio perfetto fra cultura, agricoltura, vino. È la regione di splendide città d'arte, Venezia, Padova, la stessa Verona che è una grande città d'arte, e quindi oggi celebriamo questo matrimonio tra arte e vino. Lo faremo vedere con le opere di 2 grandi maestri, di 2 giganti della pittura italiana nel mondo, ed è questa oggi una proiezione del nuovo immaginario italiano. Grazie, grazie Ministro San Giuliano. Sindaco, una brevissima parola, qua andiamo in barba cerimoniale. No, grazie, solo da veronese è stato scelto il nastro colore marrone, quindi Poteva anche dirvi peggio con un nastro rosso. Vice Premier Tajani, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti quanti voi.
una cosa, il vino fa bene, con buona pace di quelli che dicono che il vino fa male. Grazie. E al di fuori dei confini del nostro paese noi difenderemo sempre la qualità del nostro prodotto, difenderemo il vino, difenderemo il principio che il vino non è una sostanza cancerogena. Difenderemo questa produzione che rappresenta il fiore all'occhiello della nostra identità, che rappresenta una parte determinante della dieta mediterranea. La dieta mediterranea significa Italia, la dieta mediterranea significa buona salute, la dieta mediterranea significa prodotti di qualità che possiamo esportare nel mondo intero, andando a recuperare anche quello spazio che è occupato da quello che si chiama l'Italian sounding, cioè finti prodotti italiani, ma noi siamo pronti, grazie anche all'incremento dell'esportazione del vino, a esportare vino e occupare lo spazio che ci spetta. Buona giornata a tutti. Grazie, grazie. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Grazie Ministro degli Esteri, nonché Vice Premier Tajani, adesso Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier Salvini. Grazie, benvenuto. Grazie, ho fatto una ventina di assaggi dalle 10 di questa mattina, quindi mi sono portato avanti e sono la testimonianza vivente che un bicchiere di quello buono fa solo bene. Alla faccia di invidiosi, rosiconi che non ce l'hanno, che si inventano etichette strane, scherzi a parte, qua c'è il Paese Unito perché si passa dal Veneto, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia. La cosa straordinaria di questo Vinitaly sono i tantissimi giovani, tantissime ragazze, tantissimi ragazzi 25-30 anni che si sono messi in gioco, che hanno aperto una partita IVA, che hanno recuperato il potere del nonno, alla faccia di quei giornali che dicono che i giovani stanno a casa aspettando il reddito di cittadinanza. Viva i giovani che scommettono su quello che è il lavoro, la fatica, la terra, e quindi non solo, come diceva Antonio, difendiamo ovunque il buon vino, però visto che tira una strana aria e la farina di insetti e di cavallette, la carne sintetica, il formaggio finto, viva la nostra agricoltura, perché siccome l'uomo è ciò che mangia, se mangiamo bene veniamo su meglio. Quindi viva il Veneto, viva il vino! Grazie. Sempre consumato da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sta lavorando al codice della strada con buon senso, sempre con buon senso. Grazie e buon Vinitaly a tutti. Grazie mille. Grazie. Adesso per organizzare un po' i lavori, prima c'è una photo opportunity davanti al nastro, dopo ce n'è un'altra con un omaggio del Veneto e poi c'è ovviamente la bottiglia. Quindi facciamo il taglio del nastro prima. Ufficiale e l'inaugurazione dello stand della Regione Veneto. Taglio ufficiale, inizia il 55esimo Vinitaly anche qui alla Regione Veneto. Ringraziamo un attimo, chiediamo attesa, attenzione, ricordiamo e ringraziamo ancora una volta tutti i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali per questa importantissima apertura d'OCG di una dimensione importante, diciamo. Eccolo, ed è ufficiale. Allora i talici vengono versati. Libiamo i lieti calici, cantava qualcuno in quell'anfiteatro che si trova al centro della città, che si chiama Arena. Ecco qui parte il 55esimo Vinitaly, edizione importante per l'incontro tra le diverse culture, i diversi territori e i diversi ambienti. Grazie ancora per la presenza di tutti. Lasciamo il Vino e vita consumato con intelligenza, perché sono troppi giovani che lasciano la vita sulle strade, però vino consumato con intelligenza è salute, è lavoro, è bellezza, è amicizia, è gioia, quindi viva il Vinitaly, viva il Veneto. Poi qua c'è l'Italia unita, perché io sono passato in 2 ore dalla Sicilia al Veneto, dalla Lombardia all'Abruzzo, quindi tanta roba. Forza Pioli.
Ministro, grazie.